Piazza Gasparotto con i suoi bivacchi e l'ultimo video rilanciato sui social anche dal ministro Salvini, che riprende un uomo che sniffa cocaina in pieno giorno alla fermata dell'autobus in stazione a Padova. La questione sicurezza è uno dei fattori che ha fatto scendere la città del Santo nella classifica sulla qualità della vita stilata ogni anno dal giornale Italia Oggi insieme all'Università La Sapienza di Roma. Nel 2021 Padova era all'11° posto, quest'anno è scivolata al 29°. Il questore dà la sua spiegazione. Io ritengo che Padova è una città tendenzialmente sicura, insomma. Non succedono fatti gravi facendo gli scongiuri. Le statistiche ci collocano in alto effettivamente perché facciamo tanto. Ci sono tantissime denunce proprio nel settore della droga, tantissime denunce, tantissimi sequestri e i dati ci fanno schizzare su. La droga è una piaga non solo per lo spaccio, ma anche per la grande presenza di persone che ne fanno uso. Circola molta droga a Padova e bisogna lavorare non solo sulla offerta ma anche sulla domanda. Ci sono molte persone, troppe persone che si drogano. Quanto al video fatto circolare dal ministro Salvini, trasmette l'idea che la stazione sia un punto critico come in tutte le città e che l'attenzione delle forze dell'ordine deve essere allargata alle zone limitrofe. I servizi che facciamo devono concentrarsi non solo alla stazione proprio ma dal lato anche degli autobus per cercare di evitare queste espressioni, queste ostentazioni che effettivamente sono un pugno nell'occhio, fanno male. Tornando alla ricerca, al 29° posto di Padova, tutte le altre province venete sono meglio piazzate in classifica, tranne Rovigo, 70°, e tutte entro i primi 30 posti. Prima è Trento, seconda Bolzano e terza Bologna.